Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, infatti la finale terzo e quarto posto è iniziata con 15 minuti di ritardo, che si ripercuotono anche sulla finale primo e secondo posto fra il Conegliano, che sarà la squadra di casa in questa finale, e il Verona, che sarà la squadra ospite. È stato preparato il campo, le due squadre hanno usato poco riscaldamento. Siamo in attesa degli arbitri che entrino in campo e facciano scalare le squadre, dopodiché si inizierà questa finale. A tra poco.
Ecco, si stanno schierando le squadre in campo, come dicevamo, Conigliano squadra di casa, quindi partirà in difesa. Ci sarà il doppio arbitro per questa finale. Stanno scambiando la documentazione di gara. Vediamo, partirà Sebastian Barbera come pitcher, vediamo la formazione. Barbera pitcher, Zuccon catcher, prima base da Re, seconda base da Moc, terza base Ciscato, interbase De Poi, esterno sinistro Martinez, esterno centro dalla Nora ed esterno destro Nicolò Seguella. Terzo quarto posto, non sto aggiornando il dato. Adesso l'ho preso. La forma ritoccata alle righe del campo. Siamo arrivati agli ultimi due lanci di riscaldamento. Ultimo lancio.
pronto per l'inizio di questa finale di Coppa Veneto tra Verona e Conegliano. Si inizia 16-19, inizia la partita. Prima palla strike, colpisce una palla che finisce in foul goal. Viene eliminato in prima base il battitore del Verona. Colpisce una bella palla sull'esterno, guadagna la prima base. Ball. Dato salvo sul tentativo di Toff, ma ha fatto per un pelo proprio. Ruba, scusi la palla al Zuccon, quindi guadagna la prima base. Due ball. Fugge ancora la palla che non deve avanti a Zuccon e guadagna la terza base il giocatore della Verona, quindi terza ball. Quarto ball e guadagna la prima base. Quindi base 1 e base 3 occupate. C'è la rubata. C'è la rubata di seconda base. Buona mossa, ultimo passo e tirare, dai!
girata a vuoto e c'è strike sul numero 4 del Verona. Ancora, vai dietro! Bull. Altra ball, 3-1 il conto. Numero 4 è l'americano. Quarto ball e riempie le basi il Verona. Casa prima! Antonio! Vieni dentro! Casa prima! Ball. Primo lancio. Ball anche secondo. Strike su buona fast. Altro strike. Strike, viene eliminato il numero 7, secondo eliminato. Ragazzi! Tutte le basi buone! Guardatevi attorno, intanto... Ball, chiamato ball il primo. Sembrava abbastanza succhiato. Ball. Due ball. Terzo ball. Strike. 3 ball, 1 strike. Four ball. Conto pieno.
colpisce una palla che finisce in foul ball, sempre conto pieno. C'è una discussione sulle palline. Tutto pronto per riprendere il gioco, ricordiamo 2 out e conto pieno. Ball, e c'è il primo punto per il Verona. Vediamo sempre basi piene per il Verona, 2 eliminati. Ball. Foul ball. Palla che finisce tra le reti di protezione, un ball, uno strike. Foul ball. Colpisce la telecamera direttamente. Andiamo a ripristinarla. Poco tempo. Strike out, e viene eliminata dal Verona, quindi Verona che porta a casa solamente un punto. Intanto vediamo di mettere a posto la telecamera. Quindi si va al bottom del primo inning, 1-0 per il Verona. E vediamo di ripristinare la posizione della telecamera. Siamo tutti fuori ragazzi, andiamo!
ci dovremmo essere con la posizione. Bene, tutto pronto per iniziare la parte bassa del primo inning. Primo battitore per il Conegliano Nicolò De Poi. Ok, liberato il campo dalle palle, si può iniziare. Prima palla strike, basso. Seconda palla strike, 2 strike su De Poi. Ball. Altra ball su una altra ball, conto pieno. Altro ball e guadagna la base Nicolò De Poi. Cerchiamo di raddrizzare un po' l'immagine. Mentre Nicolò Rosseguella viene eliminato Nicolò De Poi sulla rubata di prima base. C'è lo strike. Colpisce in tutti i sensi, è eliminato anche Seguella purtroppo. La palla colpisce il lanciatore e favorisce la difesa. La battuta Samuele Cisca. Anche lui colpisce proprio verso la prima base, mentre la palla sfugge e riesce a guadagnare la prima base il Cisca. Ora va dalla Nora.
calo dalla Nora. Strike, il primo lancio. Si stacca dal punto di lancio, ma ci era molto vicino alla prima base. Altro strike basso. Foul ball. Sempre due strike e due eliminati. Ball. No! Chiamato uno strike molto interno, infatti fa arrabbiare dalla Nora. Chiamata un po' dubbia, si chiude il primo inning quindi con il Verona in vantaggio per 1-0 sul Conegliano in questa finale per il primo e secondo posto della Coppa America. Pronti per iniziare il secondo inning. Sempre Barbera al lancio, prima palla ball. Palla esterna, altro ball. Gira, quindi strike, 2 ball, 1 strike.
altra girata a vuoto, quindi 2 ball, 2 strike. Altra girata a vuoto, è eliminato anche il numero 68 del Verona. Girata a vuoto, strike. Altra girata, altro strike. E altra girata a vuoto e secondo eliminato. La battuta numero 16. Mentre viene chiesto di chiudere un portone laterale del campo da parte degli arbitri. Tutto è pronto. Strike 1. Colpisce una palla altissima e arriva in seconda base il battitore del Verona. Strike. Ball esterno. No, viene persa la palla in terza base e porta a casa il secondo punto il Verona. Antonio! E fa prendere fino a metà corsia! Due buono, uno strike, strike 2-2.
2 ball 2 strike. Punto pieno. E girato a vuoto e eliminato anche il terzo battitore, quindi solamente un punto è entrato in questo inning, quindi siamo 2-0 e tocca alla Conegliano andare in attacco. Vogliamo ratizzare. Essere con questa cerchiamo di sistemare le telecamere. Antonio e Beppo a 15 metri dalla seconda base. Ruba anche con loro in due. Lorenzo da re. La battuta, foul ball, primo strike. Secondo strike sulla girata a vuoto. Terzo strike e strike out, primo eliminato. Alla battuta Seba Barbera. Ball, primo lancio. Altro ball, palla alta. Altro ball, volta bassa. 3 ball. Strike. Ball, quarto ball e guadagna la base
Seba Barbera, Paolo Zuccon alla battuta. Interferenza della, scusate l'immagine, cercato sul pick-off prima base, ha fatto inciampare Seba Barbera, che quindi per interferenza ha diritto ad andare in seconda base. Confermata la seconda base di Seba Barbera. Cerca un punt ma la palla esce. Foul ball. E viene eliminato anche Barbera, che c'è lo strikeout. Nulla di fatto. Terzo inning, sempre 2-0 per il Verona.
Aldo! Andiamo, grazie! Non abbiamo tempo da perdere! La partita ha tempo! Alex, vai! Foul ball. Primo strike. Ball. Dietro! Foul ball. Sì. Va ball! Non riesce a recuperare. Un ball, due strike, quindi il conto. Allora, sai cosa fare? Altro foul ball. La palla che corre verso la panchina. Strike. Aspetta, non strike. Viene eliminato il battitore da interbase Nicola De Poi con un bel lancio verso la prima base. Eliminato sul pop-up sulla pop in zona foul, e Lorenzo Darra riesce a recuperare la palla e a prenderla al volo, quindi secondo eliminato. Alex! Vai là! Là! Ball. Ball. Secondo ball. Colpisce una palla altissima e viene eliminato
grandissimo Seguella che prende questa palla al volo ed elimina il terzo battitore. Quanti lanci ho fatto? Paolo, quanti lanci si va? Si va al bottom del terzo inning. Quindi con la possibilità di recuperare qualche punto per il Conegliano. Palle dove sono ragazzi? Dove sono le palle? Quanto pavinare arbitro? Si riparte con Antonio Ramoc alla battuta. Strike, primo lancio. Ball. 1-1 il conto. Colpisce una bella palla centrale che viene recuperata dall'esterno centro, quindi viene eliminato Antonio. Nicola Martinez. Ball, primo lancio. Ball, anche il secondo. Colpisce la palla che va proprio nelle mani della seconda base e viene eliminato anche Martinez. Secondo eliminato e ricomincia la line-up con De Poi. Ball, primo. Strike, secondo lancio.
favore. Colpisce De poi la palla che tutta sfugge alla prima base e riesce a guadagnare la seconda De poi. Gli va Nicolò Seguella. Alla battuta. Girata a vuoto, palla decisamente bassa, primo strike. Si salva De poi sul tentativo di pick off. Colpisce una buona palla Seguella che cade a terra e c'è il punto di De poi, primo punto per il Conegliano e prima base guadagnata da Seguella. La battuta Samuele Cisca colpisce una palla che esce dallo stadio, fa ball, primo strike. Ball. Uno il conto. Altro ball. E c'è ball e non abbiamo capito molto, è un bulk del lanciatore e guadagna la seconda base Seguella. Colpisce la palla che purtroppo va nelle mani del prima base che lo elimina. Comunque sono riusciti a portare a casa un punto, a forzare un po' le distanze. Si va al quarto inning. Avvertitemi sull'asse, ascoltate mi avvertite.
Paolo! Guardi lui! Quanti lanci ha fatto in piano? Tutto pronto per il quarto inning. Prima palla ball. Devi risolvere tu, c'è la squadra dietro, Strike. Palla è buona e lungo la linea di destra viene raccolta da Lorenzo Dare, eliminando il battitore. Primo eliminato. Chiamata ball, una palla sembrava abbastanza buona. Fuera juego! E colpisce una palla che comunque viene raccolta da Dare, secondo eliminato. Palla altissima ed è poi raccoglie la terza palla, quindi già concluso la parte alta del quarto inning con 3 eliminazioni, con 25 lanci, forse 6. Quindi altre possibilità per il Conegliano per recuperare il punteggio. Ragazzi, punto decisivo, adesso attenzione in segnale. Lì Filore sembra. Ragazzi, partita vostra. Pronto, Ricky Della Nora alla battuta. Ball, primo lancio.
gol anche il secondo. Colpisce una palla che finisce in foul ball, primo strike, 2 ball, 1 strike. Aspettano che sia recuperata la pallina che era finita in foul ball. Strike. Due ball, 2 strike. E girata a vuoto con conseguente eliminazione di Dallanora. Lorenzo Dare alla battuta, uno eliminato. Ball, primo lancio. Girata a vuoto, c'è il primo strike, un ball, 1 strike. Altra girata a vuoto, un ball, 2 strike. Colpisce la palla che però finisce nelle mani del lanciatore che elimina facilmente in prima base. Secondo eliminato la battuta scusate, Seba Barbera. Ball. Voglio scaldarti su Lorenzo. Caldo. Dallanora. Altro ball. Foul ball. 2 ball, 1 strike. Tentativo di azzapparlo. 3 ball, 1 strike. Quarto ball e guadagna la prima base Seba Barbera. Paolo Zuccon alla battuta. Girata a vuoto, strike. Sfiora anche la palla con la mazza. Recupera facilmente la base Seba.
Ball. Un ball, uno strike. Girata a vuoto. Un ball, due strike. Ball 2-2. Colpisce una palla pop che viene facilmente presa dal lanciatore, quindi nulla di fatto neanche questo quarto inning per il Conegliano. Il punteggio rimane sempre sul 2 a 1. Tanto sentirete dall'audio che viene cambiato il nostro lanciatore. Al posto di Barbera andrà Riccardo Dalla Nora. Sì, non adesso, aspetta, E ci va al quinto inning. Allora ragazzi, ma state mettendo le palle da gioco lì dentro? Manca 10 minuti alla fine. Inizia quello che dovrebbe essere l'ultimo inning. Renzo, prego, Renzo, piacere. Prima palla strike. Seconda ball.
ball. Un ball, 2 strike. Strike out. Palla sfuggita a Lorenzo D'Are, ma ha toccato il giocatore eliminandolo. Primo eliminato. Ancora Antonio! Ball. Controllo, prima controllo, dai! Altro ball. Due ball. Strike. Altro ball. 3-1 il conto. Colpisce e riesce a salvarsi in prima base. Dai, uno giù! Ragazzi, doppio! Fisca, dentro al banco, quando parte il lato, vai! Pronti col doppio! Paolo, sali un po', sali un po'! Sali! Dai, Lorenzo! C'è il ball con rubata di seconda base. Paolo, tienilo Paolo, dai! Tienilo! Altro ball. Vai a casa! Vai a casa! Arriva in terza base. Dai! C'è il punto su questo lancio pazzo.
riprende il gioco. Tre ball. Ok. Strike 1. Lorenzo. Altro strike. Dare. Dare. Fallo lì, Occhio! Vai Nico, vai Nico! Ball e guadagna la base il battitore del Verona. Rosetta. Vicky, Rosetta. Paolo Sali, vicino alle 2. Vai! Sfugge la palla e poi riesce a guadagnare la base. Martine! Attento alla rubata, vai in copertura! Stai lì! Paolo, stai vicino, dai, tienilo! Paolo, è tempo, dai! Non deve staccare, dai! Ti stati sul lancio! Oia, dai! Ball. Metti tranquillo! Terzo ball. 70! 70 dai! Lorenzo! Paolo! Dai, torna! Sfugge ancora la palla e prima base guadagnata e terza base rubata. Ehi, tienilo, fisca! Paolo, sali! Di più! C'è la rubata di seconda con lo strike. Bull. Altro bull.
For ball. Due ball, due strike. Lorenzo! Punto pieno. Ball. Altro ball. E riempie le basi il Verona. Dentro, lascia prima, dai, teniamo il punto, lascia fischia bene, dai. Buono lì! Lancio pazzo e c'è altro punto per il Verona. 4-1. Altro lancio sbagliato. Altro punto entrato. Strike. Altro ball. Tempo! Coach Dodde chiama il tempo per invertire catch the pitcher, quindi Lorenzo Dare andrà a lanciare e dalla Nora andrà a fare il catcher.
riprende il gioco dopo il cambio, quindi va Lorenzo da Re a lanciare. Sali Paolo, sali, ruba! C'è la rubata intanto dalla prima alla seconda. Luca, devi chiamare tu la rubata, non la devo chiamare io. Dai! Dai Lore! Ok! Strike. Uno strike, un ball. C'è il lancio passo e altro punto per il Verona. Tre ball. Verso 3-1 il conto. Strike. Tabellone segna 2-2. Ci adeguiamo. Ball. Conto pieno. Strike out, eliminato il battitore. Strike. Ball. Porta a casa il settimo punto, che significa vittoria per il Verona. Quindi finisce la partita con Conegliano che è rimasto in gara per 4 inning. Infatti alla fine del quarto si era ancora sul punteggio di 2-1, mentre in questo quinto inning con i 5 punti si è aggiudicato l'incontro. Quindi primo posto per il Verona e secondo posto per il Conegliano di questa Coppa Veneto 2024. Chiudiamo qua questa ennesima diretta stagionale. Ricordiamo che
domenica prossima alcuni dei ragazzi facenti parte dell'Under 15 del punto di Piave vanno a giocare le finali della Coppa Veneto Under 15 a San Bonifacio con il punto di Piave. Chiudiamo qua questa diretta e alla prossima, arrivederci a tutti.